Lite fuori da un bar, 24enne pordenonese non potrà più accedere nella zona centrale della città di Pordenone per 3 anni. A disporre il provvedimento il questore della provincia di Pordenone, dottor Marco Odorisio. Non potrà accedere per 3 anni nei pubblici esercizi del centro di Pordenone, ricompresi nelle zone urbane di Piazza Risorgimento, Piazza Duca d'Aosta, Viale Marconi e Via Santa Caterina. È il provvedimento interdittivo disposto ieri sera dal questore di Pordenone Marco Odorisio nei confronti di un 24enne residente in città dopo una lite avvenuta venerdì scorso in Via Santa Caterina. Nel pomeriggio, infatti, la titolare di un bar aveva segnalato alla questura il comportamento di un cliente che era passato alle vie di fatto con un altro avventore per futili motivi. La donna, oltre ad allertare le forze dell'ordine, si era anche prodigata per porre termine alla lite, venendo a sua volta colpita alle labbra. Sul posto sono intervenuti i 2 equipaggi della Polizia di Stato, i quali sono riusciti a ripristinare la calma, identificando l'autore dell'aggressione nel 24enne pordenonese, gravato da precedenti di polizia e condannato in materia di stupefacenti. Il ragazzo è stato quindi accompagnato in questura, dove gli agenti hanno riscontrato come avesse dato avvio alla lite all'interno del pubblico esercizio per motivi futili, episodio poi proseguito anche all'esterno del locale con l'intervento, come detto, della titolare stessa, che veniva colpita mentre tentava di sedare il confronto. Il 24enne solo 2 mesi fa era stato multato per ubriachezza molesta, oltre che denunciato per lesioni personali, violenza privata e minacce, sempre a carico dello stesso. Inoltre vi erano anche condanne per detenzione e cessione di droga, rispettivamente comminate nel 2015 e nel 2017 dal Tribunale di Pordenone. Circostanze che hanno quindi legittimato l'intervento del questore con il divieto di accesso per 3 anni nelle zone del centro cittadino da parte del giovane. Aree, tra l'altro, caratterizzate da numerosi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Sempre il questore ha tenuto a sottolineare la condotta positiva della titolare del bar, consentendo il tempestivo intervento delle volanti e attivandosi per porre fine al violento alterco, ma anche favorendo il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza urbana dell'area in questione e degli stessi esercizi pubblici. Dunque andiamo con l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi dell'invito. Abbiamo capito ancora una volta che il questore non scherza, no? Fogli di via, divieti di accedere nel caso specifico nella zona centrale della città, insomma ci vuole, no? Una persona... Ben venga questa attività, insomma, che al questore è dato applicare, perché insomma sono norme che lui può direttamente, senza l'intervento della procura, con decreti legge. Questo è un articolo 3 di una legge del 2017 per la sicurezza della città e quindi dei locali pubblici adibiti, quindi esercizi pubblici, e quello che è il fabbisogno, insomma, delle persone corrette che invece vogliono andare al bar. I DASPO urbani. Sì, ecco, possiamo chiamarli DASPO urbani, e quindi il ragazzo comunque non era un ragazzo che è la prima volta che commette questa tipologia di reato, attenzione. Bene ha fatto il titolare dell'esercizio pubblico a chiamare, perché sennò sarebbe anche lui ricorso nel famoso articolo 100, il questore seccamente avrebbe chiuso anche il locale. E sospende la licenza. E sospende la licenza prima per 1 mese, poi per 3 mesi fino alla revoca. Ma parliamo di un soggetto che non è la prima volta che commette questi episodi in giro per la città, quindi va allontanato, ed è stato allontanato da alcune piazze, da alcune zone di questa città. Qui insomma non può più tornare per 3 anni, quindi campacavallo magari c'è l'arresto, no? Eventualmente c'è l'arresto, che questa persona, se viene ritrovata, viene trovata lì, c'è immediatamente l'arresto. Insomma, ben venga. Senta, dottore, ieri il vertice a Malta, no? Si sono riuniti i grandi, insomma, dell'Europa, si è discusso della questione dei migranti, abbiamo visto, insomma, la redistribuzione, la rotazione dei porti. Conte è uscito
almeno poi lei mi darà un giudizio, non so se è una promessa, non so se diciamo così lo zuccherino, no? Non so se la pillola indorata, ma comunque dice 12.000 assunzioni prossimamente nelle forze dell'ordine, no? Quindi non soltanto polizia, anche carabinieri, finanzieri e quant'altro. E la volta buona effettivamente che voi come tutori dell'ordine potrete tirare un sospiro di sollievo? Ma guardi, io non credo più alla pubblicità, assolutamente non credo più alla pubblicità, vogliamo i fatti concreti, anzi oggi è uscita un'ANSA della mia segreteria generale in cui si dice, quindi qualche ora fa, in cui si dice fatti, non parole, utilizzando uno slogan che ci avvicina. Quindi voglio dire, c'erano stati promessi anche nel governo precedente, il ministro aveva addirittura, poi vi do una chicca di questi ultimi giorni su quanto è venuto a mancare con la caduta del precedente governo. E diciamo, promesse, 12.000 sono tanti, ne mancano 23.000. 12.000 se sono, dovesse insomma, la proposta, la promessa sarebbe la promessa esaure. è buona. Certo. In questo decreto legge di ieri c'è anche, perché poi c'è una proposta di pagare straordinari arretrati da più di un anno, c'è la promessa di metter mano a un riordino delle carriere, c'è una promessa, vedete che uso attento, promessa di metter mano a un contratto di lavoro scaduto e voglio dire, per ora sembra siano più orientati, glielo devo dire, andando a leggere quello che è il decreto legge, aiuti alle forze armate. Quindi esercito, marina, aeronautica. Sì, quindi nutro dei dubbi, anche perché sono situazioni che l'abbiamo viste con gli sbarchi che lei diceva, i colleghi sono lì ancora, i porti si sono riaperti, non si sono mai chiusi. Io gliel'ho sempre detto, per me i porti non si sono mai chiusi, perché se io vedo gente che parte da Pordenone, dal resto d'Italia comunque, ma io parlo della mia città, da Pordenone vanno lì a fare servizio, significa che hanno bisogno. Se hanno bisogno vuol dire che i porti non si sono mai chiusi. Cioè c'è stato un continuo di promesse che i porti venivano chiusi, ma la gente continuava a arrivare. O con i barconi, o con i canoti, o con i barchini, o con i cosi a remi, i motoscafi, o quello che è, la gente è continuata ad arrivare. Li vediamo e sono aumentati. Dalla nostra Trieste, quante persone, quindi linea dei Balcani, quante persone stanno arrivando, si sono raddoppiate. Io ho mandato in consiglio regionale proprio oggi una nota, un consigliere mi ha chiesto, perché ci sarà un incontro proprio con i prefetti dopodomani, quindi ho mandato una relazione in cui spiego e dico i numeri che si sono raddoppiati, triplicati dell'arrivo di queste persone. Quindi anche il fallimento di queste pattuglie miste l'abbiamo avuto e con dati di fatti, quindi la gente continua ad arrivare nelle nostre città e continua, questo è un discorso politico che non mi interessa fare, l'hanno già fatto. Se lei fosse a capo, diciamo così, del Dipartimento della Sicurezza, no? E le dicono, caro padrone, deve assolutamente risolvere... Rimarrebbero 4 persone. Ecco, deve assolutamente risolvere il problema della sicurezza, ma sicurezza tarata sull'arrivo dei migranti che utilizzano la rotta balcanica. Ma lei, guardi, la prima cosa che fa, come agisce? Perché effettivamente non è, credo, un discorso facile da affrontare. Cioè, no, non è un discorso facile. facile. Mette le barriere, mette il filo spinato. Allora, il problema, che l'ho sempre detto, il capo della polizia non può agire di testa sua perché ha deciso lui. Il ministro decide, il ministro è politico. Allora, se ci fosse un capo della polizia che avesse pieno potere, ma noi non abbiamo in Italia, no? Non ce l'ha neanche il Presidente della Repubblica e pieni poteri, la cosa sarebbe risolta sicuramente. L'avete visto, insomma, c'è qualcuno che faceva il ministro dell'interno prima che forse avrebbe voluto nella sua maniera chiudere questi arrivi, ma sicuramente non è stato
né messo nelle condizioni, io dico, ma sicuramente non aveva una schiera di collaboratori che non solo quelli del governo, ma anche tecnici che gli hanno permesso di fare il suo lavoro. È vero, quando io dico, lei mi dice cosa farebbe, ma sicuramente mettere in mano alla sicurezza. Io l'ho detto prima, adesso vogliono tirare fuori 4 milioni di euro per la sicurezza. Non si sono mai trovati. Quando avevamo 3 milioni e mezzo a disposizione e che potevano servire per tante cose, non sono stati tirati fuori. Il problema è che in Italia si parla, cioè guardi, secondo me la sicurezza interessa più al cittadino pordenonese, Certo, che all'insieme dei politici italiani, ma sempre così. Ripeto, non c'è l'autorità, l'autorevolezza del capo della polizia di decidere, e quindi il capo della polizia, vedete, oggi il capo della polizia esegue quelle che sono, tra virgolette, le direttive che arrivano dal Ministero. E da che arrivano dal Ministero? Dalla politica. Allora, guardi, io le dico anche questo, c'erano... l'avevo detto prima che gli avevo raccontato questo piccolo inciso prima di chiudere dei miei 3 minuti. Il ministro aveva fatto, insieme al governo, aveva aperto un concorso di colleghi che sono partiti adesso ad agosto di 1148 allievi con l'età non superiore a, anzi parlava di 26 anni. A un certo punto, non è passato un mese e mezzo da questo concorso, e quindi questi sono partiti, abbiamo trovato 455 colleghi che erano stati fatti idonei, non sono potuti partire perché nel corso dell'arruolamento l'età non doveva essere superata di 26 anni. Ma Cristo... Si parlava di licenza superiore, si parlava di idoneità fisica, si parlava di tutte queste cose. 455 persone su un ammanco di 23.000, 455 non possono essere ammessi e sono venuti da noi in FSP a chiedere l'aiuto per poter entrare. Quindi non mi sembra ridicola questa situazione, cioè fanno un concorso, un mese dopo il concorso va modificato in corso d'opera e quindi si ritrovano fuori già delle persone idonee. Se parleremo. E se lei mi dice promesse, io le dico speranze. Ne parleremo ancora, grazie come sempre all'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Parliamo adesso di un passeur che è stato arrestato a Tarvisio. Il servizio